Buongiorno Veneto, siamo qui in diretta da Palazzo Ducale per la seconda giornata di questo importantissimo festival istituzionale. La mattinata sarà all'insegna degli incontri politici con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che si collegherà tra circa tre quarti d'ora e, e poi avremo il presidente Zaia e Massimiliano Fedriga che al momento è interessato in una sfera mediatica per le controverse dichiarazioni della scorsa giornata. Il pomeriggio invece sarà all'insegna dell'economia locale e del turismo, quindi settore terziario e secondario. Avremo infatti quattro tavoli istituzionali, uno sul Made in Italy, in cui si parlerà principalmente del rilancio dell'economia locale, anche in termini di economia estera, con la questione dei dazi degli Stati Uniti. Poi un secondo tavolo sui prodotti locali veneti, quindi parliamo di cibo, bevande e insomma tutte quelle parti del settore primario che danno valore all'economia locale. Infine avremo un tavolo ehm, sugli eventi turistici e sportivi, quindi obiettivo Milano Cortina 2026. Così come invece l'ultimo tavolo che parlerà di rilancio dei territori locali e di sostenibilità, un altro tema fondamentale per le ultime dinamiche sociali e economiche e che interesserà moltissimo anche Milano Cortina per l'interesse verso il green e la sostenibilità che è stato dato all'evento. Sì, assolutamente. Abbiamo un sacco di figure importantissime, ma non solo, avremo anche figure dell'amministrazione regionale, come Bottacin, la vicepresidente De Berti, o l'assessore Caner, che sarà tra i principali interventi per quanto riguarda turismo, cultura e eventi sportivi. Assolutamente sì, ma comunque stiamo parlando di un sacco di tematiche che si sovrappongono anche a livello concettuale. Basti pensare per esempio alle Olimpiadi di Milano Cortina, che saranno uno degli eventi più trattati e interessano sia da un lato l'economia locale, sia anche l'aspetto sportivo e la tutela del territorio, come dicevamo, sarà al centro sia del tavolo sul turismo, cultura e sport, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio. In questo momento siamo a Palazzo Ducale, per la precisione nella sala stampa, e sono già entrate molte figure pubbliche importanti, in primis Zaia e Federica, e al momento però siamo circondati solamente da colleghi. Grazie a voi, buona giornata Veneto.
chiama di Roma, Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, Dio la creò. Stringianti a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringianti a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Buongiorno, benvenute e benvenuti a Palazzo Ducale. Saluto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Presidente della Camera, la Vicepresidente del Senato, tutti i Presidenti di Regione che oggi sono tutti qui con noi, Presidenti delle Province autonome, tutte le autorità, gli assessori e tutti i partecipanti a questa quarta edizione del Festival delle Regioni. Un cammino che è partito da Milano subito dopo il Covid, dalle ragioni fondative di questo appuntamento annuale, cioè quelle di dare uno spazio nuovo di confronto, di dialogo fra le istituzioni regionali, di cooperazione, nel quale trovare anche un punto di sintesi e di cooperazione appunto e di unità. Da Milano a Torino 2 anni fa per raccogliere un po' tutte le esperienze, le proposte sul tema delle infrastrutture, lo scorso anno a Bari con una grande partecipazione di generazioni nuove, con un grande interesse per i cambiamenti del nostro tempo, un occhio alla transizione ecologica e digitale. L'invito nella sede pugliese era stato quello di lavorare con un approccio pragmatico, ambizioso, probabilmente vale anche per questa edizione, nella quale l'attenzione è concentrata sulle eccellenze del nostro territorio, sulla bellezza. E non è un caso che ci troviamo in questo luogo. Allora cominciamo da qui, da Venezia, con il suo sindaco. Prego il sindaco Luigi Brugnaro di salire sul palco per un saluto. Gentili autorità tutte, signor Presidente della Repubblica, per tutta Venezia e per me in particolare è un grandissimo onore averla presente qui a Palazzo Ducale, cuore della Repubblica Serenissima, in occasione di questo quarto Festival dell'Italia delle Regioni. Il titolo: Alla scoperta delle eccellenze regionali, un viaggio tra innovazione e tradizione. Un evento con questo titolo non poteva che svolgersi a Venezia, città fortemente radicata nelle proprie tradizioni, ma al tempo stesso proiettata convintamente nei giovani e nell'innovazione, tanto da essere definita la più antica città del futuro. A lei, alle tante autorità, al Presidente Zaia e a tutti coloro che sono qui presenti, arrivi quindi il più caloroso benvenuto della città. In queste giornate di riflessioni e di confronto tra territori, desidero sottolineare quanto sia fondamentale il rapporto di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, lo Stato centrale, le regioni, le città metropolitane, i comuni. Solo se ciascuno di noi assume con piena responsabilità il proprio ruolo, in un clima di rispetto reciproco e di ascolto, possiamo davvero costruire risposte efficaci e durature per i cittadini, soprattutto per quei bambini che ancora oggi non votano. La sussidiarietà è una pratica concreta che richiede fiducia, trasparenza e visione condivisa. Sussidiarietà che richiama a Leone XIII e all'enciclica Rerum Novarum, che il nuovo pontefice Leone XIV vuole declinare secondo le nuove sfide globali, perché per affrontare i cambiamenti climatici, da qui la specialità di Venezia, l'innovazione tecnologica, la conversione green di Porto Marghera, la transizione energetica, siamo polo di sviluppo per l'idrogeno, per affrontare le guerre fisiche e quelle commerciali,
le variabili dell'intelligenza artificiale, l'immigrazione, la competizione tra territori per attrarre giovani talenti, da qui il progetto Venezia Città Campus, e investitori internazionali, serve unire le forze, non dividersi. Serve agire insieme, in spirito di concordia, mettendo al centro il bene comune. In questo senso, il Festival delle Regioni rappresenta un'occasione preziosa per valorizzare ciò che di meglio ogni territorio può offrire, ma anche per ricordarci che l'Italia è più forte quando sa essere unita nella sua straordinaria diversità. I tanti campanili non sono più punti isolati, ma nodi di una fittissima rete che protegge il nostro territorio. Venezia non sarebbe Venezia se non fosse collegata da 435 ponti che ne costituiscono l'essenza e la tengono unita. Costruire un ponte è costruire un legame di pace. Grazie Presidente Mattarella. La sua presenza ancora una volta in città rimarca il grande affetto che lei ha sempre dimostrato per la nostra Venezia e per tutti noi che la viviamo. Oggi è un momento di incontro, ma ricordo molto bene la sua vicinanza anche nei momenti di difficoltà, come con la devastante acqua granda che ci ha colpito nel 2019. Insieme abbiamo saputo rialzarci e il Leone di San Marco è tornato a splendere. Grazie di cuore, signor Presidente, e a tutti i presenti giunga l'augurio di buon lavoro. Buongiorno. Il festival ha già preso vita, già il via ieri pomeriggio, con una riflessione molto partecipata dai presidenti che vi hanno preso parte, con la presentazione di un lavoro di approfondimento della stessa conferenza delle regioni, che ha molto a che fare con il futuro dell'autonomia regionale, un documento che ha una riflessione su quale regionalismo si vuole disegnare, con quali caratteristiche e anche su come orientare le politiche regionali perché alzino lo sguardo, perché sappiano anticipare i tempi e così anche la domanda dei cittadini. La parola allora va al Presidente della Regione Veneto che ospita questa edizione, Luca Zaia. Grazie, signor Presidente, autorità civili, militari, signore e signori, benvenuti e bentrovati. Non le nego, signor Presidente, che quando i colleghi presidenti hanno attribuito al Veneto questa candidatura per organizzare il Festival delle Regioni, ho pensato subito a lei. E quindi pensando a lei abbiamo pensato subito alla sala dello scrutinio di Palazzo Ducale, che è il salotto buono che noi abbiamo. Da qui si governava la Repubblica, qui il maggior consiglio si riuniva, qui si facevano le elezioni più importanti, anche quelle del Doge. Però anche Venezia, e anche Venezia al punto tale, mi permetto di dire, lo diceva anche prima il Sindaco, quella Venezia che noi vorremmo che fosse vissuta a livello nazionale. Questo è anche, come si può dire, un aiuto che le chiediamo, non solo come il Luna Park dei turisti, ma anche il luogo dei grandi summit. Ormai qua nessuno si ricorda più che nell'80 e nell'87 ci sono stati 2 G7. Qui ci è venuto Ronald Reagan, ci è venuto Jimmy Carter, ci è venuto Kohl, ci è venuto Jacques Delors, ci è venuta la Thatcher, insomma ci sono venuti tutti. E pensate che nell'80 qui già si parlava di emissioni in atmosfera, di sostenibilità, perché a Venezia si parla di argomenti seri. E quindi questa candidatura di questa città, pensare che possa essere il luogo di incontro, è sempre stata una Repubblica molto, fra virgolette, attenta alla diplomazia. Magari anche pensare alla pace, visto considerato che ci sono 60 conflitti di guerra nel mondo. Però il Festival delle Regioni, cari signori, caro Presidente, non è la riunione del sindacato delle regioni, no? Io lo dico sempre. Noi siamo qui per proporre, per essere collaborativi, costruttivi con il governo di turno, pensando che il nostro attore protagonista è il cittadino. È il cittadino che deve vedere la vita sempre meno complicata e vorrebbe vedere sfaldarsi questo ufficio complicazioni e affari semplici. Prima chi mi ha introdotto ha parlato di autonomia. Signor Presidente, lei ci ricorda sempre che l'articolo 5 della Costituzione dice: la Repubblica è una, indivisibile, riconosce e promuove l'autonomia. Noi siamo qui. Siamo qui e voglio anche ricordare che questa autonomia ha avuto 3 espressioni dalla Corte Costituzionale. Uno nel 2015, a luglio 2015 per il nostro referendum, e poi successivamente un'altra espressione sulla legge Calderoli, e successivamente si è espressa anche per quello che era il proponendo referendum contro la legge Calderoli.
Io penso che questo sia il paese più bello al mondo. Ho 5 minuti, giusto? Allora ci sono. Penso che questo sia il paese più bello al mondo. Se ci pensate, siamo meno dell'1% della crosta terrestre. Siamo il paese con il 70% dei siti culturali del mondo. Siamo il primo paese per siti patrimonio dell'umanità. Vediamo la Cina dallo specchietto retrovisore. Siamo il paese della biodiversità, dei 4.500 prodotti tipici. Andiamo in giro per il mondo e parliamo tranquillamente di Leonardo, di Michelangelo, di Dante, di tutti coloro che ci fanno fare bella figura. Potremmo entrare in qualsiasi museo del mondo e dire: se togliessimo le opere degli italiani, voi qui andate in difficoltà, o qualcuno anche chiude il museo. Allora, alla luce di tutto questo, io penso che noi non possiamo omologarci al fatto che in questo paese un bimbo, in base a dove nasce, avrà un futuro diverso dall'altro bimbo, perché comunque avrà un futuro già predestinato. E non possiamo neanche omologarci al fatto che ci siano dei cittadini che in alcune regioni siano costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. E quindi per noi l'autonomia è un fatto di responsabilità. Come diceva un suo illustre conterraneo, che mi permetto di dire viene poco ricordato ultimamente, nel 49 Don Sturzo, che sono tanta roba, siciliano, viene da una regione che ha uno statuto precostituzionale, perché è del 46 il vostro statuto, disse: sono unitario ma federalista impenitente. E io penso che questo deve essere il nostro mantra, essere unitari ma federalisti impenitenti. Questo paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Guardi, Presidente, chiudo, anche perché la voglio invitare per le Olimpiadi. Io non so se ci sarò, ma lei ci deve essere assolutamente in queste Olimpiadi. Deve essere il nostro portabandiera, ma è la dimostrazione che gli enti locali, le regioni, hanno fatto partire dal basso un'iniziativa che porta 3,5 miliardi di cittadini nel mondo a vederci. Porterà 2 milioni di cittadini sul territorio. L'Università Ca' Foscari, Sapienza e Bocconi ci dicono che avremo 1,5 punti di PIL in più. E da dove nasce? Non nasce da Roma, nasce dal Veneto, dalla Lombardia, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano, dal comune di Cortina e dal comune di Milano. Quindi non facciamo solo danni, ma facciamo anche grandi operazioni. So che lei è un grande sostenitore dell'autonomia, la ringrazio per essere qui, penso di aver finito i miei 5 minuti, ma veramente grazie di cuore, perché per me si realizza un sogno e penso interpretare anche il pensiero dei miei colleghi, e assolutamente dà quell'autorevolezza che comunque le regioni hanno bisogno di questa autorevolezza. Vi lascio con un pensiero: l'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità. Grazie. Grazie al Presidente Zaia. Colgo soltanto un passaggio: autonomia e assunzione di responsabilità. Per introdurre il tema di quest'anno si ragiona sulle eccellenze, sul territorio, sul turismo, settori anche questi investiti dai cambiamenti e dalla sfida anche delle transizioni ecologica e digitale. Allora, per riprendere il filo del ragionamento e il cammino del Festival, invito il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Signor Presidente della Repubblica, nel rivolgerle il più sentito ringraziamento per la sua presenza al Festival delle Regioni, desidero rinnovarle l'affetto che lei conosce, la stima che non può forse neanche immaginare nella sua umiltà, di tutti coloro che guardano a lei come un saldo riferimento morale del Paese, come al garante di un rapporto fecondo tra istituzioni e cittadini, come al custode dell'unità nazionale e dei valori fondanti della nostra Costituzione. Saluto e ringrazio Massimiliano Fedriga davvero di cuore, perché è stato per me un onore essere il tuo vice coordinatore, come ti definisci. Ringrazio Luca Zaia, che ha un po' approfittato oggi, ma io non gli posso in sua presenza opporre nulla, lo farò poi separatamente in privato. I presidenti delle regioni e delle province autonome, il sindaco, che ha in comune con me la passione per il basket, se non mi ricordo male, le autorità civili e militari, tutte le cittadine e i cittadini che ci stanno seguendo. La Repubblica
di Venezia, la Serenissima, era molto legata alla Puglia. E voglio ricordare la presenza del sindaco e del presidente che a Bari c'era una festa molto bella, si chiamava la Vidua Vidua, che significa vedila, vedila, e si trattava del grido dei baresi quando videro arrivare la flotta veneziana a liberare la città dall'assedio degli ottomani. È chiaro che quando siamo uniti e collaboriamo siamo spesso imbattibili, e se la Puglia è rimasta almeno fino a Brindisi, una regione di marinai, noi lo dobbiamo al contributo della Repubblica di Venezia. Però qualche anno fa il presidente Zaia mi invitò alle celebrazioni per l'anniversario della Prima Guerra Mondiale e io fui accompagnato da un suo assessore, Elena Donazzan, sul Monte Grappa. E avevo sentito raccontare da mio nonno, pugliese di Gioia del Colle, come era fatto il Monte Grappa e come era la strada che consentiva di portare le munizioni fino all'interno del monte. Mentre facevamo quella strada, Elena, eravamo insieme in macchina senza fronzoli, mi disse: vedi quel ponte? Io dissi: che ponte è? È il ponte San Lorenzo, vicino Bassano del Grappa. E mi disse: quello è il punto di massima penetrazione degli austriaci dopo la disfatta di Caporetto. E ho i brividi nel dirglielo. Mi dice: sai chi fermò a un prezzo altissimo la penetrazione degli austriaci a Bassano del Grappa? La Brigata Bari. Non parlavano neanche italiano, Presidente. Li dovevano mettere insieme per regioni perché sennò non si intendevano. Ma furono in grado di cogliere una vittoria straordinaria e di completare il disegno risorgimentale. Insieme non ce n'è per nessuno, e questo è per stare insieme ovviamente bisogna stare insieme nella medesima considerazione di sé e degli altri. Oggi celebriamo le regioni come entità isolate, non come entità isolate, ma come parte viva di un grande organismo, un organismo che cresce insieme e che pur nelle differenze territoriali e politiche ha imparato a dialogare, a cooperare, a trovare nella diversità non un ostacolo, ma una ricchezza. Il legame tra noi, Presidenti, è più forte di quanto si possa immaginare e supera qualsiasi distanza geografica e di schieramento. È un legame fatto di rispetto reciproco, di scambi quotidiani, di esperienze condivise, di sostegno leale, solidale e competente nei momenti del bisogno. È un legame fatto di battaglie comuni, anche accese, ma sempre con un unico obiettivo: servire i nostri territori e servire l'Italia. In questi anni abbiamo avuto fianco a fianco prove difficili. Gli anni della pandemia sono stati una pagina durissima, così come le emergenze da calamità naturali. Ebbene, noi abbiamo sempre potuto contare gli uni sugli altri, anche grazie al ruolo di coordinamento della conferenza, con uno spirito che davvero mi auguro possa essere coltivato e rafforzato nel tempo. Ho alle spalle l'esperienza di 2 legislature al governo della mia regione e ho visto in questi 10 anni la conferenza delle regioni accrescere il suo ruolo e il suo contributo. Posso testimoniare che il patrimonio istituzionale e umano che abbiamo messo insieme sino ad oggi è davvero significativo. Il mio auspicio è che il nostro metodo di lavoro possa essere di esempio e ispirazione non solo per chi verrà, ma anche per tutte le altre istituzioni della Repubblica, nei momenti di necessità, così come nella pianificazione delle scelte e nella gestione della vita comune. Questo festival non è solo una celebrazione della ricchezza dei nostri territori, è anche e soprattutto un momento di riflessione sul ruolo fondamentale che le regioni svolgono nel progresso del nostro Paese. Sono presidi di democrazia, luoghi di partecipazione attiva e consapevole. Nello sviluppo sociale, economico e civile dell'Italia, le regioni da sempre rappresentano una spinta vitale. Sono un livello istituzionale vicino ai cittadini e proprio per questo chiamate ogni giorno a rispondere a bisogni concreti, a tutelare l'ambiente, la salute, la cultura e il lavoro. La Puglia, come tutte le altre regioni italiane, conosce la forza del radicamento nei valori e nella storia e al tempo stesso guarda al domani con visione e responsabilità. Siamo convinti che solo un'Italia che investe nella coesione e nella solidarietà tra le regioni possa affrontare con successo le sfide globali. Grazie a questo sistema, Presidente, la Puglia negli ultimi anni è la regione italiana che è cresciuta di più dal punto di vista economico. Lo stesso Presidente Meloni, e la ringrazio per questo,
ci ha definito la locomotiva in questo momento dell'economia italiana. Il nostro PIL è cresciuto di 24 miliardi in 9 anni e lo abbiamo fatto con un sistema costituzionale che su per giù è quello definito dai padri costituenti. E grazie alla conferenza delle regioni siamo riusciti anche a superare e a copiare chi era più bravo di noi. Dobbiamo utilizzare l'innovazione tecnologica, puntare sulle politiche che agevolino le eccellenze locali, quelle agroalimentari, artigianali. Per questo dobbiamo essere pragmatici ma sognatori. Dobbiamo conservare la tradizione, ma questo non significa rimanere fermi. Dobbiamo saper leggere nel patrimonio materiale e immateriale, ma anche inseguire le novità che man mano ci vengono addosso e che dobbiamo gestire. Solo così le politiche regionali possono diventare strumenti di crescita, valorizzando ciò che rende ogni territorio unico e al tempo stesso parte integrante della comunità nazionale. Permettetemi di dirlo con orgoglio, il Sud oggi è parte integrante di questo percorso, è una leva strategica per l'intero Paese. È nel Mezzogiorno che si giocano alcune delle sfide decisive della transizione ecologica, della digitalizzazione, della rigenerazione urbana, dell'inclusione sociale. In Puglia noi sopportiamo situazioni difficilissime dal punto di vista industriale, dal punto di vista ambientale, della salute e speriamo di poterlo fare con il sostegno di tutto il Paese. Abbiamo talenti, abbiamo imprese, abbiamo cittadini e cittadine che si distinguono anche per la capacità, come ho visto anche qui a Venezia, signor Sindaco, di darsi da fare per dare la migliore delle immagini del nostro Paese, di essere gentili, di essere rispettosi, di parlare le lingue degli altri e anche insegnare il dialetto veneziano, come mi è capitato di cogliere andando sui tassì in mare. La sua presenza, signor Presidente, ci ricorda l'unità della Repubblica. Lei coincide un po' col tricolore, coincide in questo, è un destino immagino molto pesante ma meraviglioso, di rappresentare questa infinita storia multicolore, anche pittoresca qualche volta, perché noi siamo anche un po' pittoreschi. Quindi in questa mia ultima volta volevo ringraziarla, perché io ho sempre sentito come Presidente della Regione Puglia, ma come abbiamo sentito tutti noi, sempre il suo sostegno. Alle volte bastava uno sguardo per capire se fare un passo avanti, un passo indietro o uno di lato. Di questi sguardi io la ringrazio di cuore. Il passaggio del testimone per il prossimo anno per la quinta edizione del Festival delle Regioni è già avvenuto ieri sera, sarà la Regione Toscana ad ospitare la prossima edizione. Vi ricordo che nel pomeriggio i temi di questa edizione del Festival saranno oggetto di dibattito e confronto, dialogo, questa è la parola scelta dalla conferenza, in 4 diversi incontri presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Si parlerà di Made in Italy, di cibo, alimentazione, salute e benessere, di grandi eventi, turismo, cultura e sport, di territori e città più sostenibili. Allora è arrivato il momento della relazione di apertura di questo festival, per collocarlo anche nella realtà in cambiamento di cui abbiamo parlato. La relazione di apertura è del Presidente Fedriga. Prego. Signor Presidente della Repubblica, è per me un grande onore avere nuovamente la sua presenza al Festival delle Regioni, che è un appuntamento che non ha mai mancato. Grazie veramente, questo testimonia la vicinanza, la sua vicinanza al sistema delle regioni, a quello che non solo durante il Festival, ma durante tutto l'anno facciamo, cercando di collaborare e di essere un attore propositivo nell'organizzazione del Paese e nelle risposte che diamo ai nostri cittadini. Grazie veramente, per noi è fondamentale, importantissima questa sua presenza, che non è solo simbolica, ma una testimonianza per tutti gli enti del territorio. Ringrazio i rappresentanti del Governo che sono intervenuti e che interverranno durante i lavori, i colleghi presidenti, le autorità, gli assessori e i dirigenti delle regioni e delle province autonome, il mondo accademico, i rappresentanti delle categorie sociali, il Presidente Fontana, Vicepresidente Ronzulli, grazie di essere qui presenti oggi. E infine rivolgo un particolare ringraziamento al Presidente Zaia e al Sindaco Brugnaro che ci ospitano in questi luoghi pieni di storia e di bellezza.
Quest'anno, signor Presidente, ricorre un anniversario di straordinaria importanza: i 25 anni dalla prima elezione diretta dei Presidenti delle Regioni. Questa circostanza ha rappresentato il primo grande intervento riformatore nel quadro del più generale processo di ridefinizione degli assetti istituzionali, che lì da poco sarebbe stato implementato con la riforma del titolo V della Costituzione. L'elezione diretta dei Presidenti ha segnato un punto di svolta nel radicamento democratico delle Regioni, assegnando ai cittadini la possibilità di scegliere in maniera chiara e trasparente i propri rappresentanti. È stato un passaggio fondamentale che ha rafforzato la capacità di governo dei territori e ha reso le regioni più vicine ai bisogni della comunità. Dovrebbero ricordarlo tutti e dovremmo ricordarlo anche oggi, quando delle volte purtroppo l'elezione diretta sembra un discredito invece che un vantaggio nella rappresentanza della propria comunità. Parallelamente, la revisione del titolo V ha dato nuova centralità al principio costituzionale dell'autonomia, ridefinendo il ruolo delle regioni come soggetti chiamati a concorrere alla costruzione delle politiche pubbliche su molteplici aspetti, dalla salute al sociale, allo sviluppo economico, dal governo del territorio alla tutela dell'ambiente in un assetto di un regionalismo maturo, responsabile, cooperativo e partecipativo. A 25 anni da quella scelta possiamo riconoscere che essa ha inciso in modo profondo e positivo sulla qualità delle nostre democrazie. Le regioni non sono più semplici articolazioni amministrative dello Stato, ma soggetti istituzionali dotati di visione, di capacità programmatoria e di responsabilità politica. Un patrimonio di esperienze e di progettualità che si è espresso in questi anni anche nella gestione delle tante crisi che abbiamo attraversato e che oggi è chiamato ad affrontare nuove e decisive sfide. Sfide che più che mai richiedono di dotarsi di meccanismi di governo che consentano di prendere decisioni efficaci in tempi particolarmente rapidi e di apportare un nuovo equilibrio tra stabilità ed efficienza, sorretto anche da nuove forme di legittimazione democratica, di rappresentatività e partecipazione. In questo contesto è fondamentale riconoscere che il modello di governance multilivello è ancora il più idoneo a sciogliere le complessità del nostro tempo. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione, non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. In diversi casi si sono registrati risultati insoddisfacenti, con effetti negativi sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Non si tratta quindi di una questione di carattere ideologico, ma, come anche la Corte Costituzionale ha ricordato, di efficienza e di capacità di risposta. La lezione che ne dobbiamo trarre è eloquente. Nei momenti più difficili, come anche la pandemia ha dimostrato, il contributo delle regioni è stato determinante. E questo perché il radicamento nel territorio consente di leggere prima e meglio esigenze delle comunità locali. Dobbiamo operare non solo nel presente, ma anche sul futuro. Leggere i cambiamenti in corso, interpretare le trasformazioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche, anticipare le risposte. È questa oggi la vocazione che dobbiamo coltivare con maggiore convinzione: fare delle regioni enti di governance anticipativa, capaci di elaborare visioni strategiche, che è un po' anche il cuore e il senso del festival, di agire in modo integrato e collaborativo con lo Stato e con l'Europa, di promuovere una cultura istituzionale aperta e orientata all'ascolto. In un ordinamento multilivello le politiche regionali sono parte integrante di una visione nazionale e sovranazionale. Per questo motivo il principio di leale collaborazione non può restare una formula astratta. Deve tradursi in un metodo di lavoro costante, capace di orientare le relazioni tra Stato e Regioni nelle direzioni e nel confronto costruttivo, dalla coprogrammazione, dalla codecisione, per coniugare autonomia e solidarietà, differenziazione e unità. Un paese coeso e competitivo è un paese che riconosce nei territori non solo i destinatari, bensì gli artefici delle trasformazioni.
Non serve solo a garantire servizi. Dobbiamo costruire traiettorie di sviluppo, generare benessere, offrire nuove opportunità. Questo è tanto importante quanto maggiori sono le sfide. Il cambiamento climatico, le nuove geografie della produzione, la crisi demografica, la ricomposizione sociale dei territori rappresentano urgenze trasversali con cui noi tutti siamo chiamati a confrontarci. A queste macro tendenze va aggiunta la preoccupazione per un ordine mondiale che, come questa Presidenza della Repubblica ha in più occasioni rimarcato, è esposto a fluttuazioni che stanno moltiplicando i conflitti e destabilizzando l'economia. Teniamo a mente il fatto, come lei ci ha invitato a fare, signor Presidente, che l'ordine internazionale non è statico, che esso è un'entità dinamica che deve sapersi adattare ai cambiamenti, ma senza cedere mai sui principi, valori e diritti che abbiamo conquistato e affermato. Sono proprio gli obiettivi che ho citato prima, costruire traiettorie di sviluppo, generare benessere, offrire nuove opportunità, che ci hanno spinto a focalizzare l'edizione del nostro festival sulle migliori espressioni del sistema del Paese, vale a dire le tante eccellenze esistenti, che vanno valorizzate con dinamismo tra spinta all'innovazione e radicamento nella tradizione comune. Si tratta infatti di un'occasione preziosa per far emergere principi, valori, diritti che ci tengono uniti, ma anche per riflettere insieme sull'importanza strategica di scelte condivise per lo sviluppo, l'attrattività e la competitività del Paese. Parliamo del Made in Italy, un motore economico fondamentale da tutelare e da valorizzare anche in un contesto internazionale dove tante volte il Made in Italy viene messo in discussione, copiato e non valorizza anche quel lavoro di intelletto, manuale, di sviluppo che invece ha generato nel nostro Paese. Pensiamo al turismo, alla cultura, allo sport. Anche qui una sfida importante, citava prima il Presidente Zaia, che siamo il paese col maggior numero di siti UNESCO, però un turismo che deve trovare l'equilibrio nella risposta, anche in questo caso contro le ideologie di chi vorrebbe un turismo a prescindere e chi invece vuole combatterlo perché ha paura dell'overtourism. Dobbiamo trovare l'equilibrio, sapendo che il turismo è un grande motore di sviluppo e sapendo che è nostra responsabilità, insieme anche agli attori privati, trovare i percorsi affinché le nostre città possano supportarlo, ma possono ovviamente anche garantire una vita dignitosa a chi quelle città le vive. Pensiamo proprio su questa, per vita dignitosa, alla rigenerazione urbana, che non è soltanto una questione di edilizia e di tecnologia, ma anche culturale e sociale. I territori devono tornare ad essere luoghi di relazione, di inclusione e partecipazione. E oggi è una sfida ancora più difficile da affrontare, visto anche i nuovi modi di relazione che esistono all'interno della popolazione, soprattutto nella popolazione giovane, con l'avvento delle nuove tecnologie, tra tutti ovviamente i social. Su questo un'altra sfida sempre legata al benessere della popolazione è proprio la salute, sulla quale, e qua voglio ribadirlo con forza, la Conferenza delle Regioni ha intenzione e volontà di collaborare col Governo e con tutti i governi per dare le risposte possibili, migliori possibili, ai nostri cittadini. E questo anche partendo magari da visioni che delle volte possono trovare delle differenze, ma lo scopo è trovare un'unità di intenti affinché i nostri cittadini possano avere la migliore risposta possibile. Ma proprio su questo faccio un appello che su un diritto fondamentale come il diritto alla salute non possono esserci speculazioni. E penso di poter parlare a nome di tutti i colleghi presidenti di regione, quando la sfida difficilissima di cambiare una risposta, la risposta al diritto di salute, dovuto anche a un cambiamento radicale della conformazione sociale del nostro Paese, basti pensare fortunatamente a un invecchiamento di popolazione che però richiede risposte che non siano più ospedalicentriche, ma che rafforzino il territorio e possano dare un servizio e una risposta a quella cronicità che vediamo sempre più spesso. È una sfida che non si risolve in un giorno, anzi è un percorso che dobbiamo costruire negli anni. Per questo il rischio di speculazione su un tema come il diritto alla salute non è semplicemente un tema di dibattito o attrito politico, come più volte lo vediamo in molti fattori e settori della vita pubblica, ma è un rischio a cui mettiamo di fronte la nostra popolazione, perché quando c'è la speculazione c'è il rischio, dall'altra parte, che ci sia paura nel dare le risposte dovute.
che devono essere anche coraggiose, perché il secondo lato negativo proprio in questo settore è il rischio della propaganda sulla salute, che poi porta danni al cittadino, non dà risposte serie di lungo periodo. Quindi la fiducia, lo sappiamo, è la prima infrastruttura indivisibile, ma essenziale, su cui costruire qualsiasi progetto di futuro. In questo tempo di cambiamenti rapidi e profondi, è evidente che nessuna istituzione può bastare a se stessa. È il tempo della corresponsabilità e del dialogo. E mi auguro che questo dialogo, soprattutto sui temi fondamentali come quello della salute, non sia solo tra istituzioni, ma siano anche tra diverse forze politiche che magari hanno un ruolo differente, che possono essere maggioranza o opposizione, ma sui grandi diritti io penso che dobbiamo trovare il più possibile linee comuni. Come Regioni ci mettiamo a disposizione, signor Presidente. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è da sempre un luogo di coordinamento, un laboratorio politico e istituzionale capace di produrre sintesi, di rappresentare un punto di equilibrio tra le istanze dei territori e la visione nazionale, anche con differenze politiche che ci contraddistinguono, aggiungo, fortunatamente. Un luogo in cui le differenze si riconoscono e si superano, non si contrappongono, perché trovano un senso comune nel servizio per il Paese. Oggi più che mai sentiamo la responsabilità di proseguire questo percorso con spirito di cooperazione e con la consapevolezza che ogni regione, pur nella sua unicità, è parte di un disegno più grande. Per questo, da Venezia, città simbolo di incroci e di aperture, vogliamo rilanciare un messaggio limpido. L'Italia, per essere forte, ha bisogno di regioni forti. Non un regionalismo autoreferenziale, ma un regionalismo cooperativo, anticipativo ed europeo. Vogliamo una Repubblica che non si accontenti di funzionare, ma che sappia pensare. Una Repubblica che sappia prevenire e non solo reagire. Che sappia prendersi cura, non solo gestire. Che sappia scegliere e non solo amministrare. Grazie, signor Presidente, per essere ancora una volta con noi. Grazie a tutti e tutti, insieme possiamo costruire. Rivolgo un saluto di grande cordialità al Presidente della Camera dei Deputati, alla Vicepresidente del Senato, al Presidente e al Vicepresidente della Conferenza, al Presidente Zaia che ci ospita, al Sindaco, ai Presidenti e agli assessori regionali. Partecipo sempre volentieri al Festival delle Regioni, che si avvia ormai a divenire appuntamento fisso e che ogni anno propone contenuti nuovi e specifici. Poc'anzi, ricordava il Presidente Federica, che oggi celebriamo anzitutto una ricorrenza di rilievo di grande importanza, di grande rilievo, i 25 anni della riforma costituzionale che ha introdotto l'elezione a suffragio universale diretto dei Presidenti della Regione. È significativo che nonostante la Costituzione lascia agli statuti regionali la possibilità di disporre in modo diverso, nessuna regione abbia scelto una diversa modalità di investitura del Presidente. L'elezione diretta ha segnato l'avvio di un percorso riformatore che ha avuto il suo approdo in una significativa modifica del titolo V della Costituzione, con la quale è stato attribuito alle regioni, unitamente ai comuni, alle province, alle città metropolitane, al pari dello Stato, il carattere di ente costitutivo della Repubblica, sulla base della comune derivazione dalla sovranità popolare. Sono state inoltre contestualmente incrementate in misura rilevante le competenze legislative delle regioni. Il principio autonomista, presente sin dall'origine tra quelli fondamentali
nella nostra Costituzione, ha avuto in tal modo una più ampia attuazione. Il nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ha richiesto del tempo per assestarsi. Nella fase iniziale si è manifestato, come è noto, un tasso elevato di conflittualità, comprensibile, che la Corte Costituzionale, con la sua giurisprudenza, ha tuttavia con il tempo ricondotto a livelli fisiologici, assicurando stabilità allo svolgimento delle funzioni tra i diversi livelli territoriali di governo. L'autonomia ha trovato in questo modo una adeguata valorizzazione ed è risultato evidente come essa si dimostri efficace e vantaggiosa per le collettività, particolarmente quando comporta l'esercizio di funzioni e competenze secondo una ragionevole applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Termini questi che, come sappiamo, la nostra Costituzione impiega con riferimento alle funzioni amministrative, ma che costituiscono criteri validi anche con riferimento all'articolazione di quelle legislative. Voglio richiamare brevemente l'attenzione su un particolare aspetto della governance multilivello, nel quadro della quale si esercitano le competenze delle regioni. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti al dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Tuttavia, nell'esercizio delle loro attribuzioni, i diversi livelli di governo hanno la necessità di coltivare un rapporto fra di loro, al fine di gestire le intersezioni, talvolta intense, tra le rispettive competenze. La gestione delle molteplici forme di intreccio, davvero molteplici, nel riparto delle competenze, in particolare tra Regioni e Stato, riveste un'importanza fondamentale per il buon esercizio dei rispettivi compiti nell'interesse dei cittadini. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. Questo vale per i diversi livelli di governo, ma anche nei rapporti tra i poteri. Lo stesso Presidente della Repubblica, pur nella particolare peculiarità del suo ruolo, è tenuto ad adottare come metodo quello della leale collaborazione. Sono numerosi i casi in cui Regioni e Stato concorrono all'esercizio di una funzione attribuita dalla Costituzione in vista di un risultato comune. Diventa in questa ipotesi indispensabile la convergenza e un più corretto bilanciamento tra le rispettive istanze ed esigenze. La collaborazione tra i diversi livelli di governo ha, come sappiamo, individuato sedi e spazi nelle diverse conferenze, che in varie forme l'hanno istituzionalizzata e resa un modus operandi al quale si ricorre sempre più spesso. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica, e a come particolarmente in quest'ambito il concorso di Stato e Regioni nel perseguire i medesimi obiettivi risulti essenziale, perché l'esercizio delle rispettive competenze ha un solo fine, doverosamente comune: il diritto alla salute dei cittadini. Un sistema soggetto a una dinamica di costi crescenti e per il quale, accanto al problema delle risorse, che sussiste con alterne vicende dal biennio 2008-2009, si pongono esigenze di razionalizzazione e di riqualificazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Una strategia unitaria e la collaborazione tra istituzioni
sono necessarie per superare intollerabili divari tra i diversi sistemi sanitari regionali e garantire una copertura universale e un accesso uniforme alle prestazioni sull'intero territorio della nostra Repubblica. Obiettivi irrinunciabili di un servizio sanitario nazionale. Un metodo, quello della leale collaborazione, che sembra dover presiedere anche le politiche volte a promuovere le eccellenze nazionali. Obiettivo che avete posto al centro dei lavori di questi giorni. Eccellenze che rappresentano dei punti di forza per la Repubblica, ma che per essere adeguatamente valorizzate richiedono che se ne prenda coscienza e che si affronti, attraverso riforme coraggiose, si affrontino i punti di debolezza del sistema economico e strutturale e istituzionale. La digitalizzazione dell'amministrazione, i tempi della giustizia, l'alto costo dell'energia, la sostenibilità ambientale, le criticità che si riscontrano nel settore dei lavori pubblici sono tutti ambiti interessati da interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sui quali occorre mantenere ferma l'attenzione e costante l'impegno. Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati occorre praticare intensamente la collaborazione fra i diversi livelli, a partire dalle istituzioni europee, nonché attraverso una stretta cooperazione tra Stato e Regioni, che devono procedere nella medesima direzione. L'Unione Europea è spesso per questi problemi parte indefettibile della soluzione. Penso ad esempio al tema della difesa e della sicurezza e risulta inoltre estremamente utile il confronto con le esperienze degli altri partner europei. La collaborazione istituzionale, dando forza e stabilità alle decisioni assunte, agevola l'adozione di quelle politiche di medio e lungo periodo necessarie per misurarsi con i nodi strutturali che limitano la crescita economica e sociale del nostro Paese. Il mio augurio, e sono fiducioso che questo accada, è dunque che i lavori di questi giorni abbiano luogo in questo spirito, alla ricerca di intese orientate al conseguimento di obiettivi condivisi, che rafforzino le istituzioni, l'economia e la coesione sociale. Buon lavoro dunque, nell'interesse delle regioni e di tutti i cittadini della nostra amata Repubblica.